anni che sono volati, così come sono volati questi 37 giorni, 10 anni che abbiamo raccolto in queste immagini, ma da quest'anno altre immagini andranno naturalmente ad aggiungersi a questo, quello che Enrico Cisnetto una volta ha definito un palazzo in costruzione che sta diventando un grattacielo. Enrico Iole Cisnetto. Di attenzione per quello che è stato il sorriso conclusivo. Eccoci quindi, allora, dicevamo, altri numeri che si sommano a quelli che in un certo senso abbiamo dato, altri volti, altre immagini che andranno ad aggiungersi a queste. Sì, ci sono i numeri che ci dicono come è andata la manifestazione quest'anno e che adesso vi vado subito a raccontare. Sono 37 giorni, lo ricordavi tu, di manifestazione, 101 eventi, quello che capiterà fra poco sarà il 101esimo evento, tra quelli che sono svolti qui, quelli che si sono svolti all'Hotel Miramonti e un paio che abbiamo fatto all'ufficio postale. La durata complessiva delle ore di questi eventi è stata 145 ore, le presenze sul palco sono state 284, di cui 166 di personalità che erano già state presenti negli anni scorsi e 118, cioè il 42% di quelli che sono saliti quest'anno sul palco erano presenti per la prima volta, come per esempio chi ci succederà subito dopo. Le presenze complessive, perché c'è qualcuno che è salito più volte, sono 407. Le presenze vostre, compresi voi che siete adesso qui, superano gli 80.000 presenze. 94 sono stati i libri presentati, 1880 sono finora al conteggio parziale perché ne mancano ancora gli articoli di rassegna stampa cartacea che abbiamo raccolto. I passaggi in diretta audio e video, e anche questo è un conteggio parziale, sono 120 con un'audience complessiva di 40 milioni di spettatori. Le ore di diretta e di differita TV, di web e di radio 1370. Le visualizzazioni di YouTube 17.800, gli accessi a Cortina Incontri e ai siti collegati 800.000 per un totale di 3.300.000 pagine visitate, 2.700 sono i fans su Facebook, oltre 1.000 sono quelli di Twitter. Lo staff complessivo che ha lavorato a tutto questo è fatto di 73 persone, gli scatti fotografici di quei maledetti fotografi lì sono 112.000, le vignette realizzate da Fred sono 400, poi non però... E poi, ve lo dirà poi Iole successivamente, il risultato della raccolta fondi per le nostre iniziative a Chimbondo ha toccato i 65.000 euro complessivi. Questo è il risultato di quest'anno. Se aggiungiamo questi numeri a quelli precedenti, cioè 10 edizioni estive, compresa questa, e 5 invernali, perché come ricorderete chi ci ha seguito sa che l'inverno abbiamo cominciato in corso d'opera, dopo i primi 5 anni abbiamo detto beh, cominciamo a fare anche qualcosa d'inverno, allora il totale complessivo fa 417 giorni di manifestazione, ho contato, sono un anno, un mese e 22 giorni messi insieme. Il numero degli eventi è stato 1108, la durata complessiva degli eventi in termini di ore 1570, le personalità che sono salite sul palco 1502, per un totale, singolarmente intese, per un totale di 6.027 se prese diciamo complessivamente nel senso di più salite. La presenza del pubblico complessiva è stata di 680.000 persone, qualche stadio di San Siro o di Roma messi insieme. Totale dei libri presentati 594, alla faccia di chi dice che non facciamo cultura, 14.000 il totale degli articoli della rassegna stampa, 7.020 le ore di diretta radio, tv e web, e qui partiamo solo dall'estate del 2003 perché prima non l'abbiamo avuta. Le visualizzazioni di YouTube che partono dall'anno scorso sono 77.800, i contatti su Cortina Incontra dall'estate dell'anno scorso 1.600.000, le pagine visitate 6,5 milioni,
i fondi raccolti complessivamente in tutti questi anni per le varie iniziative dell'Associazione Amici di Cortina e della Fondazione Onlus hanno toccato i 500.000 euro. Questo è il complesso di questi 10 anni. Forse sono un po' aride delle cifre, ma se ci pensate sono numeri che fanno spavento anche a me quando li metto insieme, perché effettivamente danno il senso del lungo percorso che abbiamo fatto in questi 10 anni. E poi è importante anche l'aspetto dei contenuti, che però, Enrico, se mi permetti, sì, lo vediamo fra un attimo, perché io vorrei, come sempre in questi casi, anche un commento, visto che abbiamo appena dato i numeri, un saluto da parte, diciamo, dall'aspetto un po' più istituzionale locale, in questo caso il Presidente della gestione degli impianti sportivi, che in realtà ci ospita poi in questa terza struttura. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Vi porto ovviamente il saluto del Sindaco Andrea Franceschi dell'amministrazione comunale. Io non posso che dirmi lieto di essere su questo palco a concludere i lavori di Cortina Incontra di quest'estate 2011. Vorrei parlare a nome della società che ho il piacere di presiedere, ma a nome di Cortina tutta, quando ringrazio naturalmente Enrico, Iole e Danilo per organizzare in questo modo straordinario questa manifestazione così importante per Cortina. Così importante perché traspare qualità, traspare cultura, traspaiono nomi di primo piano dell'economia, politica, cultura italiana, e credo che Cortina questa qualità se la meriti sempre di più. Un grazie a tutti, siamo a disposizione a mettere a disposizione appunto le nostre strutture anche nelle stagioni a seguire, quindi riaspettiamo Cortina Incontra. Benissimo. Ovviamente noi siamo qui pronti a continuare a andare all'11°, 12° e quant'altri anni. Spero che naturalmente nel proseguo ci sia la possibilità, visto che la manifestazione è migliorata straordinariamente, che ci sia la possibilità di un miglioramento anche delle strutture, perché questa struttura con il caldo, con il freddo, con il numero di posti eccetera è bella, ma ha qualche limite e qualche anno. Ricordatevi che di questi 10 anni il primo anno è stato fatto all'Hotel Savoia ed era l'ultimo di quella stagione, e poi tutti gli altri 9 anni sono stati fatti qui, quindi questa struttura ha un po' di anni sulle spalle e noi avremo bisogno di altro, ma non è questa la sede del Parlamento. Certo, una riflessione anche per la GIS, e credo che poi comunque Cortina avrà anche modo di sfruttarla anche in altro modo, poi comunque una struttura diversa. Enrico, abbiamo parlato spesso di quelli che sono stati i contenuti che sono emersi in questa edizione, che si è trovata suo malgrado, credo in un certo senso, veramente ancora di più sulla notizia rispetto agli altri anni, e quindi con un riflesso anche mediatico veramente importante. Sì, noi ovviamente manteniamo fede sempre comunque, cercheremo di fare anche fra pochi minuti, lo vedrete, al nostro slogan della qualità in vacanza. La qualità in vacanza significa saper cogliere tutte le opportunità e l'interesse che la qualità suscita nel pubblico. Cerchiamo di farlo facendo un programma online con cambiamenti continui che comportano delle bestemmione da parte dei miei collaboratori, perché io cerco di pretendere da me stesso e da tutti di essere il massimo, di essere sempre, di inventarci sempre nuove cose, di essere sempre in linea con la qualità. Quest'anno la qualità ci ha aiutato perché purtroppo per certi versi, bene per altri, tra la crisi dei mercati, la qualità sull'economia, quella sulla politica, obiettivamente siamo stati molto avvantaggiati. Le grandi circuiti televisivi sono estate scarichi di trasmissioni, di giornalisti che sono in ferie, eccetera, e quindi di qualità e di ospiti, non vedevano l'ora ovviamente di avere la possibilità di poter usufruire degli ospiti nostri, e quindi ci sono state rispetto agli anni scorsi un vero e proprio boom di collegamenti, non soltanto quindi le dirette che abbiamo fatto sempre in tutti gli eventi, questi 101 eventi, ma anche il fatto di avere collegamenti continui. Forse ve ne sarete accorti, spesso su questo palco oppure di là abbiamo avuto Sky, la Rai, le reti Mediaset, la 7 e quant'altro, che ci hanno continuamente rilanciato, naturalmente con il marchio di
Cortina e di Cortina Incontra alle nostre spalle, alle spalle dei nostri ospiti. Questo è stato ovviamente un modo per essere presenti ancora di più al di là della presenza fisica Cortina nel paese, e un modo per diciamo, fare marketing della nostra iniziativa, che quindi ha riscosso ulteriore successo e ulteriore conoscenza oltre quella che già aveva. Questa attualità ci ha consentito anche, secondo me, di dare un messaggio. Il messaggio che è emerso, secondo la mia analisi con chiarezza quest'anno, più che dal palco, dal pubblico, è un messaggio di spia rossa accesa. Io avevo parlato all'inizio, ho l'impressione che ci troveremo di fronte a dei mal di pancia. Credo che questi mal di pancia siano stati poi molto forti, e credo che la spia rossa che si è accesa, che non è solo quella delle telecamere che ci riprendono, ma quella di un pubblico che manda un messaggio prevalentemente al ceto politico e dice: guardate che noi siamo preoccupati, per molti versi siamo disillusi, abbiamo bisogno probabilmente di un partito che non c'è, e il messaggio che sale da Cortina Incontra è quello di un rinnovamento. Addirittura Bertinotti, tradendo forse una sua inclinazione senile alla conversione religiosa, ha detto: ci vuole una risurrezione nel paese. Credo che questa parola sia una parola che si può usare comunemente a tutti noi. È emerso con chiarezza, non fosse altro dall'orientamento, dagli applausi, dal modo con cui poi io ho vissuto il rapporto con le persone, e che hanno guardato con più attenzione, noi li abbiamo forniti di più, ma hanno guardato con più attenzione agli opinionisti, agli analisti, che non ai politici, che sono stati, diciamo, centellinati, si sono anche autocentellinati, perché qualcuno si è anche dato, e credo che appunto quello che possiamo mandare come messaggio, visto che Cortina Incontra è sempre stato anche un laboratorio di idee e un luogo dove si scriveva un po' l'agenda dell'autunno, che qui o si volta pagina o sono morti. Esatto. Un'ultima cosa, poi passiamo. Volevo solo aggiungere che il pubblico è stato anche messo in condizione di seguirli, gli opinionisti, gli analisti, perché c'è stato un tipo di dibattito che non vediamo più in televisione. Sì, questo è un rilievo positivo che mi è stato fatto da molte persone. Finalmente una cosa che si può, anche per chi ci vede televisivamente, finalmente una cosa diversa dal pane quotidiano delle televisioni. Tra l'altro devo dire, dal pane tutto uguale, perché poi finisce per non esserci grande distinzione. Il modo con il quale facciamo gli incontri qui, rivolti al dialogo, costringendo coloro che... Noi cerchiamo di scegliere gente che abbia qualcosa da dire, ma non soltanto che abbia una faccia nota. Poi pur mantenendo il contraddittorio. Certo, pur mantenendo il contraddittorio cerchiamo di far emergere un dialogo costruttivo. Penso soltanto, e guardate, eravamo veramente senza rete, perché non avevo neanche idea di come sarebbe andata, il faccia a faccia, lo dico uno per tutti, tra De Magistris e Alemanno. Non lo conoscevo De Magistris io, non lo conoscevo Alemanno, non si erano mai parlati, non ci eravamo mai parlati. Siamo saliti sul palco e vediamo cosa succede. Il fatto che due personalità così diverse, per molti versi contrastanti, non solo per collocazione politica, abbiano alla fine trovato molti modi di trovarsi e si siano stretti la mano con un applauso che è durato alcuni minuti di fronte a quella stretta di mano, che andava al di là dei due personaggi e della stretta di mano in sé, e stava dicendo: ci vuole un altro clima, perché non è più possibile che la politica italiana sia solo rissa. Credo che quello sia stato un esempio del discorso che facevo. Perfetto. Dobbiamo ringraziare anche, credo che alle spalle continui a correre il crawl, dobbiamo ringraziare anche i numerosi sponsor che hanno permesso anche quest'anno che la manifestazione potesse nascere e continuare. Avere se la pagina dei ringraziamenti è lunga, ecco, esatto. Ma me la fa un minuto, poi mi taccio, perché così fanno Maiole e Danilo. Intanto io, rispetto agli anni scorsi, avete visto che la famiglia Cisneto si è allargata. Voglio ringraziare Valentina. Voglio ringraziare
con Sergio Luciano, tutto lo staff di Incontro di Studio Cisnetto, Daniela, Anna, Monica, Ersilia, Chiara, Giulia, Marco, Antonio, che ha lavorato da Roma e da Milano. Lo staff di Arnoldo Metti, di Danilo Mauro, lo staff del gruppo Triumph di Maria Crispono che ha seguito tutta la parte tecnica. Tra le presenze varie voglio ringraziare quella di Marino Bartoletti, di Michele Mirabella, di Adriano Mazzoletti, che non sono saliti soltanto sul palco ma ci hanno dato una mano anche a individuare temi e protagonisti, i fotografi Maurizio e Marino, che ringrazio perché sono veramente degli amici, le oste, gli steward, i fornitori, Grafica Veneta, Pentao, San Pezzalfiori, ovviamente la città di Cortina, il comune, la GISSI, il corpo musicale che abbiamo festeggiato il 23 di luglio aprendo la nostra manifestazione, perché festeggiavamo i 150 anni suoi e quelli dell'Unità d'Italia, il prefetto di Belluno che è qui in prima fila, è stato tante volte, la ringrazio per essere stata presente sempre, e tutte le altre istituzioni che ci hanno seguito con attenzione e simpatia, le forze dell'ordine che ci hanno assicurato tranquillità, i giornalisti che ci hanno seguito, tutti gli sponsor grandi e piccoli, i media partner e tutti gli enti patrocinatori. Io vorrei, no, c'è una dimenticanza, e colgo io l'occasione per salutare, c'è qui il direttore dell'Hotel Miramonti presente, perché Cortina incontra, e Audi Palace, ma anche Miramonti Majestic Grand Hotel, e quindi volevo ringraziare Danilo, tra l'altro questi sono i numeri, collaboratori, poi c'è tutto l'aspetto logistico che ogni anno mi pare che Danilo lo va. No, io vedevo il filmato di 10 anni fa, no? Poi dicevo, siamo invecchiati. In realtà non è perché sono passati 10 anni, mi sono sentito i numeri di arrivo, pazzesco, cioè siamo stati qui 10 anni ai arresti domiciliari, siamo invecchiati proprio. Le vacanze sicuramente ci sono sparite. Sono 10 anni che non facciamo più vacanze. Non se ne parla, stiamo morendo, meno male che ho già finito. Scusate, però non la pensano come te. Lo so, però non hanno fatto la nostra stessa fatica. ma 10 anni, però anche Danilo deve dare qualche numero. ma sì, Esatto. tra l'altro perché fa un caldo e poi probabilmente circa 250 transfer, che significano i passaggi in macchina da Venezia a Cortina, Cortina a Venezia, Milano a Cortina, cose pazzesche. Circa un centinaio di biglietti di treno, 140-150 biglietti aerei, oltre 1000 presenze a Miramonti e altre po', non diciamo i numeri, in altre aziende di Cortina, perché qui l'indotto va, perché ci accusano anche di essere Benemerita manifestazione. Questa è una parte, diciamo, questa è una parte che va ricordata. Da sempre Cortina Incontra ha espresso la sua energia anche nei confronti di iniziative di solidarietà, tutte centrate, tutte portate a termine, ma la mission di quest'anno era veramente importante, tra l'altro con un filo conduttore, Iole, no? Che ci riportava a quello che era stato il primo passo, diciamo. Il primo passo di Cortina Incontro dell'Associazione di Cortina era appunto quando abbiamo iniziato a lavorare in Africa, era questa comunità che è una pediatria, la pediatria di Kimbondo, che è fuori Kinshasa e che ospita circa 800 ragazzini abbandonati, e quindi cerchiamo di dare loro un futuro e una nuova qualità della vita. Devo dire che quest'anno, grazie innanzitutto all'SMS unico ottenuto attraverso il patrocinio del segretariato sociale della RAI, ci ha permesso appunto una raccolta che rispetto agli anni precedenti di quello che raccoglievamo in sala si è più che triplicata. Poi c'è stata un'asta di solidarietà organizzata da Minovip e Civiltà del Bere, che anche questo ci ha permesso di aggiungere fondi. Vorrei ringraziare anche il Golf di Cortina, che attraverso la gara di golf, e spero che diventi un'abitudine di ogni anno a Cortina, che appunto il ricavato di una gara di golf venga devoluto ai nostri progetti in corsa. E poi non so ancora quanto sia, ma sicuramente all'Embassy, col caldo di questi ultimi giorni, spero che ne abbiano venuto tanti. Volevo ringraziare il Coffee Bar Mocarabia, l'Embassy e la Darius Gelati, che appunto hanno aderito a questa nostra iniziativa e ci permetteranno ancora di superare questa soglia sicuramente dei 65.000 euro. La Liverino Gioielli, che ci ha messo a disposizione 45 pezzi unici con grande entusiasmo, e poi comunque voglio dire, siccome abbiamo bisogno di questa comunità, bisogna ancora di tanto, è un progetto che seguiremo almeno per 2 anni
da Cortina e da Cortina Incontra. Ci sono per voi in sala delle buste sulle seggiole riempite con affetto, e per chi ci segue da casa 2 numeri di conto corrente. Quello del banco posta dell'Associazione Amici di Cortina 55 33 88 e invece quello della Fondazione Inseolus 59 596. E sostenete il Banco Montepaschi Siena e sosteneteci, continuate a sostenerci, perché la solidarietà non va mai in vacanza e i nostri bambini ogni giorno hanno bisogno di attenzione, di cure, e attraverso anche il vostro contributo potranno andare a scuola, crescere e avere forse un futuro. Grazie. Anche tu ti sei dimenticato di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questa iniziativa, in particolare vorrei che si alzasse e salutasse la nostra Nicoletta Ricca Benedettini. Saluto anche l'altro vicepresidente dell'Associazione Amici di Cortina, Concina, che è dovuto rientrare ai suoi impegni di sindaco di Orvieto. Benissimo, quindi insomma la fondazione in sé che ha fatto, diciamo, da capofila di questo ambito, di questo nodo per questo progetto importante che abbiamo costruito, stiamo cercando di costruire un progetto insieme, abbiamo messo insieme tante onlus e le vorrei ringraziare tutte. Sono 10: Agape Onlus di Roma, Aspro Risvegli di Milano, i Campioni del Cuore della Versilia, la Caritas Diocesana di Siena, la Fondazione Emilio Berardinelli, la Ponzellini, la Fondazione Rita Levi Montacini di Roma, Iasedo Onlus e Un Mondo di Amici, che sono delle associazioni qui in Veneto. Li ringrazio tutti e insieme con loro, soprattutto partendo da Cortina, cercheremo appunto di aiutare questa piccola comunità e soprattutto questi ragazzini, togliendoli dalla strada e dandoli. Grazie Iole, grazie naturalmente anche a voi. Io direi a questo punto noi siamo, intanto ringrazio, abbiamo già raggiunto gli ospiti del panel che seguirà, grazie quindi a Danilo Mauro, grazie a Allora, siccome vogliamo tenere fede alla nostra abitudine di stare sulla notizia, la notizia in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, è questo uragano, per quanto adesso declassato, non so se da Standard & Poor's o da chi altri, a tempesta tropicale. Abbiamo in collegamento il presidente dell'Istituto di Cultura Italiana in America, nonché presidente dell'Accademia della Cucina in America, Berardo Paradiso, che è rinchiuso in casa a Long Island, e vorremmo sapere, non so se cucini o meno perché non so se ci sia elettricità, ma approfittiamo di lui per chiedergli brevissimamente che cavolo succede là. Ce l'abbiamo in collegamento? Sì, sono in collegamento. Eccoci, buonasera, grazie della sua disponibilità. Volevo semplicemente verificare che non sono il presidente dell'Istituto di Cultura, ma sono il presidente dell'OIACE, che non vorrei che... sono dettagli, ci racconta invece cosa sta succedendo lì. Qui sta succedendo che l'uragano che è stato declassato a tempesta tropicale è passato e quindi attualmente abbiamo dei piccoli raggi di sole che cominciano a presentarsi, anche se c'è ancora un po' di vento, quindi la notizia è buona, ci siamo preparati al peggio e fortunatamente abbiamo avuto il meglio dell'uragano, quindi questa è la buona notizia, anche se c'è sempre possibilità di inondazioni, ci sono state inondazioni, non dimentichiamo che ci sono circa 5 milioni di persone senza elettricità su tutta la costa est degli Stati Uniti, quindi siamo qui, siamo felici, la gente festeggia, fortunatamente io non ho perso l'elettricità e quindi da buon italiano per festeggiare ho subito preparato un bel sughetto stamattina con una bella bottiglia di Barolo che celebreremo Irene, che è stata gentile con noi. Alla faccia di Irene, insomma. Senta, ma sa che è già partito il Toto Bloomberg, qualcuno dice ha fatto il furbo perché ha ingigantito così da passare da eroe, qualcun altro dice e ne avrà i vantaggi, qualcun altro dice ne avrà gli svantaggi perché si capirà che ha ingigantito per fare il furbo e quindi sarà, siccome ci saranno prossimamente credo le elezioni a New York, no? Lui che farà? No, non ci sono prossimamente, solamente non dobbiamo dimenticare che New York non è nella zona uragani, abbiamo avuto 2 uragani a New York nel 1821 e 1938 e vorrei spiegare ai vostri ascoltatori che New York ha 4 tunnel e
i tunnel sono molto pericolosi, perché siccome qui si parla di inondazioni, se si inonda un tunnel significa che New York è fuori dal New Jersey, da Long Island, dal Connecticut per varie settimane. Quindi Bloomberg credo che abbia fatto una scelta giusta di sospendere tutto in città per assicurare che l'acqua non entrasse nei tunnel, che non entrasse nella zona bassa della Hudson, e che abbia preso tutte le precauzioni possibili. Poi le speculazioni lasciano spazio che vogliono, però noi abbiamo... Sono speculazioni all'italiana. Esatto. Speculazione all'italiana. Senta, fra un minuto noi ci occupiamo della longevità a tavola, ma è vero che la dieta mediterranea sta dilagando anche negli Stati Uniti? Senz'altro la dieta mediterranea sta facendo dei grossi passi, soprattutto perché noi con l'Accademia Italiana della Cucina abbiamo introdotto un libro bellissimo che si chiama La cucina in inglese, con 2000 ricette tradizionali italiane. E quindi è stato venduto alla grande e, come ben sapete, la cucina mediterranea, soprattutto la cucina italiana, è basata su 3 principi fondamentali: ingredienti sempre freschi, proporzioni giuste e sapere dove si vuole arrivare. Quindi i nostri ristoranti stanno veramente andando alla grande di ritornare a quella che noi chiamiamo la cucina vera, la cucina dove si cucina, la cucina dove si dà spazio al sapore degli ingredienti e soprattutto dove si dà spazio anche alle proprietà degli ingredienti. Quindi questo è molto importante. Stiamo spingendo le arachidi, le mole, le ingenue, stiamo spingendo soprattutto i pomodori, l'olio extravergine. Spero solo che questo che si sta facendo per gli adulti si faccia anche per i bambini, perché io mi occupo di bambini e li sto introducendo alla vera cucina italiana, che il problema dell'obesità negli Stati Uniti e anche in Europa è molto grande. Quindi anche voi, per favore, fate tutto il possibile di introdurre la vera cucina nelle scuole ai bambini, che sono il nostro futuro. Grazie molte, lei ha un cognome che è paradisiaco, si chiama Paradiso, il dottor Paradiso, la ringrazio, si beva questa bottiglia di Barolo alla faccia dell'uragano Irene, la ringraziamo da Cortina, la salutiamo, grazie, arrivederci. Grazie a lei.